Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche, la visione all'ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda l'informazione live su friulitv.net con le nostre audio notizie del mattino. Intervento dei Vigili del Fuoco di Udine, supportati dai colleghi di San Daniele del Friuli, poco prima delle 5 all'interno di una verniciatura nella zona industriale di Fagagna dove si stava propagando un incendio. Da quanto si è preso a fuoco alcuni filtri montati pochi giorni fa presenti all'esterno del fabbricato. Il veloce intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme intaccassero altri reparti e il fuoco è stato domato celermente. Danni limitati e contenuti. In corso le operazioni di messa in sicurezza. Adesso parliamo di ambiente del lavoro per quanto riguarda importanti novità. Domani alle 14.30 il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato le organizzazioni sindacali di Flextronics per un confronto con l'azienda Confindustria Alto Adriatico e Regione Friuli Venezia Giulia sul piano industriale per lo stabilimento triestino. Lo annuncia la Regione Friuli Venezia Giulia attraverso una nota stampa al termine di un confronto con il Mise sull'avvertenza Flex. E adesso restiamo in tema economico con altre notizie. Prosegue con costanza il piano di riordino strategico di Friuli Innovazione, società per il trasferimento tecnologico di cui la Regione detiene quasi il 31% del capitale sociale. Lo ha riferito l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli nel giorno in cui la partecipata ha riunito l'assemblea annuale dei soci per l'approvazione del bilancio, dopo l'importante operazione straordinaria che ha caratterizzato l'esercizio 2020 e che ha portato tra l'altro ad un aumento di capitale della società con il conferimento del ramo servizi da parte del Consorzio Innova. L'esercizio 2021 si è chiuso con una perdita di poco superiore a 200.000 euro che l'organo amministrativo ha proposto di coprire mediante l'utilizzo della riserva di rivalutazione. Adesso andiamo a chiudere con il discorso legato ai matrimoni. Siamo a maggio, dunque mese anche dedicato agli sposi. Nel 2022 ci sono segnali di ripresa nel settore dei matrimoni in Friuli Venezia Giulia, anche se ci vorrà tempo prima di tornare ai numeri del 2019, perché nel 2021, a fronte di un'attesa di recupero, un'impresa su 3, pari al 33%, ha perso ulteriormente terreno. Il dato emerge da uno studio svolto da Confartigianato Friuli Venezia Giulia. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione del mattino. Chiaramente ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e all'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. C'è chi ti promette la luna, chi ti promette le stelle, chi farà un nuovo universo se sarà il caso. Noi non ti promettiamo, facciamo. Media Triveneto, il nuovo network del Nord-Est. Chiama senza impegno allo 0434 31 63 25, orario ufficio, da lunedì al venerdì. info@mediatriveneto.com.